Ciao amici di Winery Test in Sicily, oggi ci troviamo in contrada nave a 1300 metri sul livello del mare e andiamo a vedere Vigna Bosco dei Vigneri. Andiamo. Buongiorno, Buongiorno, ciao Dario. ciao Simone, ciao Andrea. Ciao. La vigna a cui teniamo particolarmente proprio perché ci troviamo in una zona molto bella e tra l'altro protetta dal bosco di Leccio e qui appunto produciamo questo rosato da tantissimi vitigni, circa una decina. Quindi non abbiamo noi dello Moscalese perché qui non è matura e già anticamente avevano messo delle Grenache come vitigno rosso principale, poi abbiamo Minella Nera, Minella Bianca, Grecanico, Coda di Volpe e così via. Bene, allora andiamo a fare un giro fra i vigneti. Andiamo. Questo è un lavoro che si fa già, si poteva fare un po' prima. Praticamente si levano i polloni, no? Che sono quelle che poi praticamente non fanno altro che indebolire la vite, soprattutto perché quando scorre la linfa, no? È un po', diciamo, per spiegarlo, come se tu hai un rubinetto con tante margherite, no? Quindi più margherite hai ovviamente più l'acqua non scorre facilmente. In questo modo invece levando i polloni diciamo che la linfa, quindi ritornando all'esempio dell'acqua, scorre in maniera Sale più fluida facilmente. e riesci soprattutto ad arrivare diciamo, nelle spalle che ti interessano per poi portare bene l'uva a maturazione. Poi la cosa che va fatta in questo periodo, soprattutto la legatura, bisogna sempre che il palo, la sua funzione è quella da tutore, quindi è importante legare bene la vegetazione al palo in modo anche da farla crescere in verticale, perché poi quella è la funzione importante dell'alberello, è proprio quella di farla crescere in verticale, no? Quando invece sulla spalliera si forza la vite a crescere in orizzontale. Quella è una forzatura perché sappiamo bene che la vite è una liana e quindi vuole crescere appunto in verticale.